Partendo da un concetto che il rugby è uno sport per tutti, oggi a Rugby House, buon anno, buon 2018 ovviamente a voi che ci state seguendo, abbiamo il pelato che sono io, l'alto e il piccolo, giusto per dare la possibilità a tutti di sentirsi partecipi della nostra trasmissione. A parte gli scherzi, buon anno, ben trovati insieme, beh, mi è passato delle bellissime feste natalizie, vittoria sul Petrarca, 16-19, un finale anche un po' così, insomma, che ha messo un po' di pepe, ci ha fatto godere, ci ha fatto star bene, insomma, passare un buon Natale, un buon Capodanno, ed siamo pronti a rimergerci nel campionato d'eccellenza, partita fra 2 giorni contro Reggio Emilia, poi 2 settimane di stop e poi a fine mese una sfida molto importante in chiave playoff, in chiave ovviamente crescita della Fenice Z Rugby Rovigo Delta a Roma, alla caserma Gelsomini contro il Fiamme Oro. Ma step by step partiamo dai nostri ospiti. Il pelato, abbiamo detto, sono io, l'alto e Samuele Ortiz. Ciao Samuele, benvenuto. Buonasera, buon anno a tutti. Per bilanciare l'altezza di Samuele, il piccolo grande uomo di Rovigo oggi, Giorgio Achilli. Grazie del grande, buon anno a tutti. Ora Samuele dobbiamo fare un passo indietro, ritornare al 2017, ritornare a questa vittoria col Petrarca così importante, così anche discussa ma comunque significativa. Sì, diciamo che dopo la partita con Calvisano ci serviva una prova di carattere, abbiamo fatto una settimana più intensa apposta perché sapevamo che sarebbe stata una partita estremamente dura e lo è stata, non spettacolare, però comunque dura, che ci ha dato filo da torcere, però per fortuna siamo riusciti a spuntarla. Do ragione a quanto aveva detto Joe McDonald, che se la partita fosse finita in parità nessuno avrebbe avuto da ridire. Assolutamente. Giorgio, il derby è il derby, poi quando finisce anche così, insomma, noi ci sguazziamo un po'. Ma io, a dirti la verità, non sono proprio d'accordo né con Joe né con Samuele. Secondo me la partita l'abbiamo portata a casa meritatamente e forse potevamo gestirla in maniera un po' più arrogante, diciamo così, perché dal punto di vista a me non sono piaciuti molto i tempi morti e dovevamo velocizzare se possibile, ovviamente, perché poi dipende anche un po' dall'avversario, velocizzare la manovra un po' di più. I mischi abbiamo dominato, secondo me l'abbiamo meritata la vittoria a livello generale, dopodiché si può discutere perché poi magari nell'ultima azione insomma, il Petrarca va bene, la pareggiano. C'è niente da dire. Come è successo l'anno scorso, tra l'altro, perché non è che può andare sempre bene, adesso pareggiano all'ultimo secondo. Ecco, Samuele, Giorgio ha detto, in mischia abbiamo dominato, forse non dominato, è stata una sfida difficile. Il Petrarca, oltre a una buona prestazione in mischia, secondo me ha messo sul piatto quelle che sono le qualità, ovvero un'ottima difesa, un'ottima organizzazione che è riuscita anche a, diciamo, non dico annullare, ma sicuramente a rispondere bene ai 20 minuti di inferiorità numerica. E poi Rovigo, d'altra parte, però ha messo quel carattere che abbiamo visto nel Petrarca nel corso di questa prima parte di stagione, perché quei minuti sulla linea di meta arrembanti che siamo riusciti comunque a trattenere e arginare è un segno di carattere, un segno di voglia di portare a casa la partita. A mio avviso la partita l'abbiamo vinta su 2 punti, la difesa, perché questa partita è stata vinta in difesa, abbiamo avuto una difesa migliore di quella del Petrarca e come hai detto tu sul carattere. Inoltre si potrebbe aggiungere anche la disciplina, perché se uno va a vedere i fogli, le statistiche, loro hanno preso 2 gialli, noi neanche uno. Quando magari potevamo anche meritarcene uno, perché a mio modo di vedere il placaggio di Giovanni Kirk, se Schipani avesse tirato fuori il giallo, non penso che nessuno avrebbe detto beh. In ogni caso siamo stati fortunati anche questo, perché ci va anche fortuna oltretutto e l'abbiamo portata a casa e tutti quanti felici. Giorgio, tra l'altro negli spogliatoi non Andrea Marcato in uno stile completamente diverso rispetto al suo predecessore, uno stile molto più... Io preferivo Cavinato perché ci dava più da scrivere, nella verità. No, adesso, a parte gli scherzi, sì, si è lamentato del tabellone, immagino che tu ti riferissi Certo. a questo. Niente, abbiamo riguardato tutto il secondo tempo, chiaramente c'è un time off che non viene chiuso, ovvero Schipani interrompe il gioco per chiamare a 6 capitani verso la fine della partita, il segno convenzionale del blocco del cronometro è chiaro, non è chiaro quando lo riattiva, quindi secondo me si è perso quei 30-40 secondi necessari per arrivare al 40°.
Il cronometro del Battaglini, del maxi schermo, viene stoppato quando ci sono delle pause, seguendo sempre il segnale convenzionale dell'arbitro. Probabilmente l'arbitro si è sbagliato, 30-40 secondi persi tra uno stop e l'altro, può succedere, certo. niente di grave. Diciamo che Marcato giustamente dice se il tabellone mi avesse segnato esattamente quanto mancava secondo l'arbitro, magari avremmo gestito diversamente l'ultimazione. Erano in avanzamento, erano a un metro credo dalla meta, però non riuscivano a sfondare, avevano aperto l'ovale e poi è andata come è andata. Diciamo che comunque ha ammesso comunque che insomma, Rovigo aveva qualcosina in più. Lui ha visto la stessa... Anche alla stampa padovana però sì. Ha ribadito questo concetto che Rovigo ha dimostrato qualcosa in più. Giusto per chiudere la questione legata al cronometro, può aver ragione Marcato, anche noi nel 2011 a finale persa, se fosse stato gestito meglio il tabellone forse avremmo uno scotto in più, ma chiudiamola qua. Nessuno sapeva quanto tempo mancasse, questa è la storia. Allora, Samuele, una bella sfida col Petrarca, comunque gente al Battaglini ce n'era, insomma era il 23 di dicembre, quindi anche una data non semplice, una sfida che ridà fiducia dopo la debacle di Calvisano, come dicevi tu. Quanto è stata forte la motivazione nel post Calvisano per affrontare questa sfida o era pianificata già in questa maniera? No, la motivazione è stata, ci siamo seduti attorno a un tavolo, abbiamo fatto una riunione, abbiamo detto ragazzi, siamo noi questi o siamo quelli che hanno battuto questa stessa squadra il 26 di novembre? No, scusate, non mi ricordo, a novembre. Quando abbiamo battuto questa squadra a novembre. Siamo noi o siamo questa? Quale delle due siamo? Abbiamo scelto quella che eravamo a novembre e siamo riusciti a cambiare quello che era successo, a metterci una pietra sopra e a tornare vincitori. Ecco, nel post partita ovviamente soddisfazione da parte di tutti, negli spogliatoi, il presidente che è venuto negli spogliatoi a salutarvi. Sì, diciamo che è stata una bella festa, mettiamola così. Ok, non vogliamo andare oltre, andiamo a vedere gli highlights di questa vittoria del FMCZ Rugby Rovigo Delta, con la quale chiude il 2017 e allontana da sé il Petrarca Padova in classifica. Oggi è una giornata particolare, è la giornata del Derby d'Italia, ma non solo, oggi si festeggia quella grandissima partita, quel grandissimo evento che si è verificato il 22 ottobre del 77, quando a Padova il 15 del presidente sfidò per la prima volta in terra italiana gli All Blacks. Vediamo l'introduzione di Alberto Chiloni e capiamo come andrà. Subito d'apertura rosso-blu, parte il suo calcio, l'Acquaglio dice sì! No, Ivan sottolineava il fatto che in contemporanea a questo 160esimo derby ovviamente... Introduzione di Chillona, 8-9, Denis Majstorovic, un loop con Mantelli, inserimento di Diete, attenzione al largo, Cioffi prova lui. Ancora Rovigo con Mantelli dentro per Jacques Momberg. Placcaggio pericoloso di Cannone su Momberg, già il vantaggio, un no look di Rodrigueziana memoria, insomma, con questo calcio di punizione che arriva Veniti Ippolito, la trasformazione in fila, l'H, 6 pari al 30esimo probabilmente. Momberg al lancio, non contesta il Petrarca, la presa di Gullo Zanini, si prova a organizzare il Rovigo, vantaggio, provano a partire i giocatori rossoblu, vola un caschetto, Samuele Ortis perde qualche metro ma mantiene il possesso, Leo Mantelli, il chip per Denis Majstorovic, palla a capire, dice meta, il giudice di linea dice meta, ha fatto così con la testa, adesso vediamo. Schipani va alle guardaline. Questo era molto al limite. È stata una giocata stupenda dal drive iniziale del Rovigo, dove Petrarca riesce a bloccare l'avanzamento del Rovigo. C'è
Arrivano altri 2 punti per Rovigo. Ultimo effettivo su Gerosa, il lancio è su Saccardo. Ed è organizzato molto bene il drive del Petrarca che macina metri con un vantaggio. Guarda, è proprio questo l'obiettivo del Petrarca, era quello di creare una situazione, perché un drive giocato da così distante, sai, non può essere uno di quei drive. Attenzione, Benettina, arriva il placcaggio di Denis Majstorovic, il sostegno di Riera, l'argentino ci prova pochissimo dalla linea di meta, ricacciato indietro, Petrarca pericolosissimo. Meniti Ippolito, il ruolo di mediano di Missi, adesso arriva Francescato, Meniti Ippolito ancora per Saccardo, ricacciato indietro, Francescato, Meniti Ippolito, attenzione al largo, Roberto Santamaria, prova lui dritto per dritto. Ancora il Petrarca con Gerosa, ben impattato da Lubian e Ortiz. Il drop di Meniti Ippolito che non entra. A Roma con la Lazio. Parte Meniti Ippolito, posizione agevole per lui. Sulle bandierine. Palla lentissima, Andrea De Marchi schierato al largo. Sugli impatti Petrarca sta veramente facendo una grande prestazione. David Odiete, vediamo le gambe dell'estremo rosso-blu. Buona la linea del Petrarca, Come? Buona linea difensiva del Petrarca. Sì. Nonostante Rovigo abbia spostato il pallone al largo, sono riusciti a ritrovarsi velocemente. Giovanni Kerk, Odiete, prova su Francescato ad andare via, Mariera lo blocca. Jacques Monberg, Scarsini e Vannozzi contro di lui. PJ Parker in 2 tempi, palla vagante, Mantelli, Guido Barion che si è disposto all'altra ala, placcaggio alto su Guido Barion. Per l'arbitro tutto regolare, palla che c'è un vantaggio però per Rovigo, forse la linea difensiva si dà troppo presto, tentativo di drop di Leo Mantelli che non la mette sapendo che aveva l'altra possibilità, veramente molto importante. Parte Mantelli sulle bandierine, riallunga Rovigo. Non si capisce nulla da questa posizione, palla fuori, Meniti Ippolito apre tutta per Riera, non è un gran passaggio, vediamo l'argentino, ben imbragato David Odiete, le vuole scaraventare fuori, non ci riesce, mette la palla a disposizione, la pressione su sua, lì in avanti, c'è in avanti, l'arbitro non lo vede, Petrarca che gioca con Cannone, nemmeno Elia Rizzo l'ha visto, attenzione al largo, Nostrana, Saccardo, PJ Parker sul garage, tira sulla saracinesca e gli ha detto da qui non passi. Che scontri, che battaglia, che adrenalina. Che bel derby. E lì Parker ha provato il tutto per tutto. È finita. Non capisco l'arbitro Schipani cosa stia dicendo. È finita, si stanno dando le mani in campo, è finito. Mi pare che sia finita. Non riesco a capire neanche io. Sì, i giocatori si salutano, quindi su questo basculante chiuso da Parker finisce il match. Finisce il match, Rovigo vince il derby contro il Petrarca Padova per 16-9. Bentornati in studio Rugby House, prima puntata dell'anno, prima puntata del 2018. Giorgio, prima puntata del 2018, abbiamo tirato una riga sul 2017, tutti hanno fatto bilanci, tutti hanno detto la loro. Tu cosa dici? Il bilancio è positivo, siamo nella stessa posizione dell'anno scorso, però abbiamo un vantaggio che in campionato abbiamo battuto il Calvisano, quindi cercando di dimenticare la partita di Coppa,
abbiamo perso solo col San Donà, come l'anno scorso d'altronde, quindi ormai sì. Quindi diciamo che dal punto di vista numerico siamo ancora lì, quindi alla fine sono sempre due che si contenderanno il titolo, ci saranno le semifinali ovviamente, quindi dopo è tutta un'incognita, si parte da 0-0, però diciamo che comunque l'obiettivo della società è vincere chiaramente, però comunque prima bisogna superare degli ostacoli per arrivare alla finale. Quindi... Sì, tra l'altro in apertura dicevo della sfida del 27 gennaio a Caserma Gelsomini, che sarà una sfida molto molto importante, perché è vero quello che dicevi Giorgio, che comunque nell'arco di questa prima parte della stagione Rovigo ha battuto tutti, eccezione fatta per il San Donà, sto parlando del campionato di eccellenza ovviamente, però resta il fatto che molte di queste sfide erano in casa, erano al Battaglini. Il giorno di ritorno sarà molto più impegnativo perché dovremmo andare a sfidare le contendenti ai primi 4 posti nel loro stadio, nella loro casa, per cui sarà un po' più difficile. Allora Samuele, abbiamo parlato della festa di Natale, non voglio sapere la festa di Capodanno, tanto cos'era voglio solo sapere il contenuto, non come si è svolta. Tutti in maschera, cos'è che... Sì, è stata la cena di Natale tra noi giocatori che non siamo riusciti a farla prima di Natale, quindi l'abbiamo fatta dopo, l'abbiamo fatta il 29 e abbiamo deciso di fare questa cosa un attimino più goliardica, più tirata fuori dal solito, per passare un paio d'ore in compagnia divertendoci. Ecco, quelli seri li chiamano team building, ma va bene, Sì. va bene così. Com'è stato il rientro? Dato voi avete ripreso martedì, no? Noi abbiamo ripreso martedì, è stato un rientro abbastanza duro, perché abbiamo subito iniziato forte, come è giusto che sia, perché Reggio non è una squadra da sottovalutare in maniera particolare in questo momento, perché è partita con grandi aspettative ed è un animale ferito, quindi è forse più pericoloso di inizio campionato adesso il Reggio. E poi noi non abbiamo una grandissima tradizione. Purtroppo abbiamo un brutto ricordo, perché insomma, Samuele ancora non c'era, però con la gestione... in accademia forse. Gestione Polarù, insomma, sono riusciti a espugnare i Battaglini, tra l'altro in campo avevamo fior di campioni, ma è stata una giornata nera, non nerissima come altre, però quella lì è stata abbastanza indicativa dell'annata, di come si andava a configurare. Nero, ma non nerissimo. Esatto, esatto. E comunque Reggio, tu dicevi, sarà più difficile rispetto alla prima giornata di campionato, dove ci siamo un po' mangiati il bonus offensivo, e una partita che comunque ci vede di fronte a una squadra che ha voglia di dimostrare qualcosa. Tu parlavi di squadra ferita, in realtà è una squadra con giocatori dentro di indiscussa qualità, Lucio Rodriguez in primis, ma anche Farolini, parliamo di Filippo Ferrarini, parliamo di tanta altra gente, per cui insomma non sarà semplice, perché poi loro verranno... A maggior ragione, perché hanno questi giocatori dentro, vorranno dimostrare qualcosa di più, quello che non sono riuscito a dimostrare finora. Tanto c'è un mediano di Mischia Panunzi molto interessante. Giorgio? No, ma è una bella squadra. Secondo me non hanno ancora trovato la quadra, perché per dirti in Mischia non hanno ancora reso secondo le aspettative. 2 partite vinte su 11. Su 9, sì. 9, cioè, sono veramente pochine, insomma 10 punti in classifica per una compagine che comunque durante l'estate insomma, si era distinta per nuovi ingaggi. Insomma, lascia un po' pensare, perché comunque non basta avere dei buoni giocatori poi per vincere le partite, è uno sport di squadra, e quindi insomma ci sono tante componenti che vanno sistemate. Evidentemente non hanno ancora trovato la chimia giusta. Ecco Giorgio, chiedo a te, persone e giocatori come Lucio Rodriguez, ma dopo la stessa domanda voglio porre anche a Samuele. Lucio Rodriguez, ma parliamo anche di Stefan Basson, Jeff, Rosco, in un ambiente come Rovigo riescono magari a performare in un certo livello. Tolti da quell'ambiente, c'è il rischio secondo te che, non dico si possono adagiare,
ma pian piano si possono, è un po' come il discorso degli ex celtici che ritornano in eccellenza, c'è questo rischio? Secondo me sì, però non è questo il caso, perché per dirti, Lucio l'abbiamo visto contro di noi, ha giocato una splendida partita. Stefana ho visto un paio di partite e ha giocato molto bene. Secondo me è proprio la struttura della squadra, perché comunque in ogni caso sai, se non hai avanzamento, un mediano d'apertura fa fatica poi a gestire la partita. Quindi probabilmente pagano difetto davanti e quindi poi dietro hanno qualche problema. Samuele, sua domanda è quella dell'adattamento in senso negativo. Io concordo con Giorgio, perché se un giocatore è di qualità e quelli che hai menzionato sono di qualità, anche se cambiano squadra, abbassano leggermente il livello, non possono permettersi di avere dei cali. Ecco, tra l'altro tu sarai contento perché ti trovi 2 seconde linee, le classiche seconde linee sudafricane, 2 metri per 120 kg, quindi insomma sarà la tua gioia affrontarle, no? Mia gioia sì, perché in touch è un attimino più facile, perché fanno non fatica ad saltano andare come su. Ecco, e qua si apre secondo me una parentesi interessante, Samuele. Un tifoso su Facebook, quando ha scoperto che tu eri ovviamente ospite di Rugby House, ha ovviamente celebrato la tua stagione, il tuo cambiamento da cadetto a punto di riferimento di questa prima squadra, la responsabilità della Tuscia, anche alla luce dell'infortunio di Edo. Certo, sì. Di questo problema, per cui un bel po' di responsabilità sulle tue spalle. È cambiato in un anno, eh? Sì, un cambiamento alquanto radicale. La fiducia che mi è stata data, l'investimento che ha fatto la Rugby Rovigo su di me, penso che si sta ripagando, mi viene a dire bene. Poi io con me stesso sono sempre estremamente critico, quindi però mi viene a dire che va bene, che al momento va bene. Perfetto, al momento va bene. Giorgio? Diciamo che... Quanti match hai preso quest'anno? 2. Diciamo che già l'anno scorso aveva i numeri, non è che l'anno scorso poi sia cresciuto e aveva già i numeri, che comunque seconda linea, insomma, c'erano altri giocatori che magari potevano, insomma, contendergli il posto, quindi è semplicemente maturato ancora di più, ma aveva già i numeri prima e sta dimostrando tutta la stagione che secondo me con qualche chilo in più potrebbe anche ambire a una categoria superiore. Potremmo prestargli noi chili in più, Giorgio. Quello sicuro. È la prima volta che sento questa battuta, perché effettivamente ho bisogno di chili. Trattiamo, siamo qui. Facciamo lo sconto. Voglio muscolo, però non ciccia. No, io ho anche quello. Va benissimo allora. No, sto scherzando ovviamente. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere i rumors che arrivano agli altri campi d'eccellenza, poi torniamo a parlare di seconda linea, prototipo di seconda linea con Samuele Ortis e Giorgio Achilli. Dopo la sconfitta casalinga nel derby contro le Fiamme Oro, la Lazio inizia il nuovo anno ancora tra le mura amiche. A fare visita all'Acqua Cetosa c'è il Petrarca Padova, squadra che sta facendo ben altro campionato rispetto ai biancocelesti, che hanno la necessità di invertire sensibilmente la rotta in questo girone di ritorno rispetto a quello che hanno fatto vedere nella prima parte del campionato. Per la squadra di Montella è necessario cominciare a fare punti anche con squadre del calibro del Petrarca e non solo sperare di portare delle vittorie con le dirette interessate per la salvezza. La pausa del campionato, se da un lato ha fatto bene ai biancocelesti perché ha permesso agli infortunati di recuperare e a chi ha giocato tanto di riprendere fiato, dall'altro spezza nuovamente il ritmo di una squadra che ha bisogno di giocare tanto per poter essere alla pari con le più grandi.
Il 29-20 dell'andata allo Zaffanella segnò l'esordio amaro di una stagione che per la Lafert, protagonista tra le più attive del mercato estivo con almeno 3 colpi di qualità assoluta come Van Zyl, Van Vuren e Andrea Pratichetti, indicava e continua ad indicare una sola chiara direzione, i playoff 2018. Sabato, ultimo giorno di festa per un sacco di italiani ma non per quelli dell'eccellenza ovale, con tutto un girone di andata messo nel frattempo in archivio, Sandona e Viadana tornano a sfidarsi per mettere definitivamente in chiaro tra le due chi ha davvero gambe, muscoli e testa per piantarla sul serio quella bandierina sul quarto posto. Con 5 vittorie a testa sulle 9 partite fin qui disputate, le due squadre si apprestano ad un match teso, equilibrato con 2 idee di rugby vicine per certi versi, differenti per molti altri, in entrambi i casi comunque capaci di mostrare sin qui alcuni sprazzi del miglior gioco messo sul piatto da un campionato che di bel gioco, brucia non poco dirlo, ne sta mostrando davvero poco. Le statistiche incrociate confermano una sostanziale parità di valori tecnici, con leggera pendenza positiva dalle parti del Piave, anche se la classifica vede i mantovani avanti di 2 lunghezze: 231 punti fatti per Viadana, 232 per la Lafert, 208 punti subiti da Viadana, 193 per la Lafert, entrambe vincenti nell'ultima uscita casalinga del 23 dicembre, rispettivamente contro i Medicei e contro la Conad Reggio, con i veneziani in più già qualificati per la finale del Trofeo Eccellenza. In un turno che mette potenzialmente nel mirino anche le Fiamme Oro, attuali quarte a quota 27 e impegnate a Mogliano contro una squadra in questo momento ferita e pericolosa, che malgrado la crisi conclamata prima di Natale di fronte a Calvisano ha saputo lottare con grande dignità per 3 quarti di gara, è chiaro che chi perde lascia sul terreno una discreta fetta di ambizioni, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Nel frattempo, come al solito, è stata delicata la gestione del periodo natalizio da parte dello staff tecnico, con coach Ansel a dosare permessi festivi, giorni di stacco e rientri dall'estero, con un bilancino che solo il campo saprà dire essere stato giusto o no. Fischio d'inizio del match fissato alle ore 15, in un Pacifici chiamato a rispondere presente ad uno dei passaggi chiave della stagione, arbitra il livornese Liperini. Il Giro di Uoa da campione d'inverno. La 10ª giornata del campionato Eccellenza, la prima che si gioca nel 2018, ha nel proprio menù la sfida del San Michele tra Calvisano, che ha chiuso al primo posto il girone di andata, e i Medicei di coach Pasquale Presutti. È un match questo che dovrebbe confermare al termine dei suoi 80 minuti il primo posto proprio dei gialloneri in testa alla classifica, che scendono in campo forti proprio del titolo di campioni d'inverno ottenuto lo scorso 23 dicembre grazie al sofferto successo contro Mogliano. Di fronte c'è una squadra che fin qui ha raccolto 3 vittorie e 6 sconfitte, che viaggia 10 punti dal quarto posto e la cui ultima vittoria in campionato risale al 4 novembre, successo per 34-17 contro Reggio. Poi per i toscani solo sconfitte contro formazioni quotate come Petrarca, Fiamme Oro, Rovigo e Viadana, e difficilmente la striscia negativa si interromperà proprio questo sabato in terra bresciana, anche se Calvisano ha fin qui dimostrato di non essere la macchina perfetta della scorsa stagione e di non poter permettersi di sottovalutare nessun avversario. Ultima parte di Rugby House di questa prima puntata dell'anno. Dicevamo, Samuele, parliamo di seconde linee, di profilo della seconda linea contemporanea e moderna. Tu hai fatto una battuta sui 2 monumenti, diciamo almeno a livello fisico, sudafricani di Reggio Emilia, 2 metri per 120 kg, tu hai detto meglio è così in touche, me le becco tutte io. Com'è cambiata fisicamente la seconda linea? Cioè, tu sei un prototipo della seconda linea moderna, prima parlavi di chili, certo, non hai tanti chili, però grazie alla tua mobilità sei uno diciamo, dei giocatori, delle maglie più servite come responsabilità del ball carrier, nel senso fai molti possessi, sebbene, ripeto, come hai detto tu, ti manca qualche chilo, per cui è più importante il movimento dell'impatto in questo momento? Diciamo che bisognerebbe trovare il giusto mix delle due cose. Poi se riesci a essere come un All Black 120 kg che corri come un'ala da noi, allora lì sei un superuomo. Però in una squadra di solito si cerca di avere una seconda linea un attimino più pesante che ti vada a fare il lavoro più sporco e ti ancori magari il pilone destro, e una seconda linea un attimino più agile, più esplosiva, che ti vada a prendere il pallone in touche e possa essere una terza linea aggiunta in giro per il campo. Il famoso 4 e 5. Esatto. Ecco, fa specie il fatto che comunque tu sei molto sollecitato, molto servito, no? Nel portare avanti la palla. Questo tante volte viene dato alla seconda linea più pesante perché ha un impatto più forte rispetto a quella mobile, no? Sì, è anche vero che
Gli altri due miei compagni di reparto, Boggiani e Parker, Parker pesa 120 kg, quindi quando c'è lui fa lui l'uomo pesante. Quando c'è Boggia, il peso più o meno mio e suo siamo lì, si differenza di 2-3 kg, quindi ci smistiamo un attimino di più i compiti, mettiamola così. Ecco, invece per quanto riguarda il lavoro di aereo, il lavoro proprio di tush, ovviamente è cambiato, nel senso che una volta si privilegiava molto più l'altezza, adesso con le regole insomma, contemporanee conta quasi più la capacità di salto che l'altezza, vedendo tante terze che riescono a saltare. Sì, ci va come per la seconda linea il giusto mix di entrambe le cose, perché se tu sei una molla però sei alto 1,5 m, difficilmente riuscirai mai a vincere una tush. Adesso sì, ho detto 1,5 m per capirsi, però se non sei sopra l'1,85 esatto. diventa un attimino più difficile. Dall'1,85 in su teoricamente tutti possono saltare. In su sì, tutti possono saltare, facciamo anche 1,90. Ok. Un esempio di terza linea non altissima però estremamente esplosiva è De Marchi, il nostro Andrea. Sì, poi nel momento in cui tu non hai una tush altissima o non esplosiva devi andare a giocare su altre cose, devi andare a giocare sui movimenti, devi andare a giocare sulle finte. Se invece hai dei saltatori esplosivi e alti, allora puoi andare tranquillamente sui lanci salto, perché è più difficile andarli a prendere, a meno che tu non marchi il saltatore o tu non sia più esplosivo dell'attacco. Ecco, in questo momento, visto che tu hai la responsabilità della tush, dove stiamo lavorando e cosa stai privilegiando? Ovviamente con i tuoi compagni. Allora, a me personalmente piacciono molto i lanci salto, perché spieghiamo cosa vuol dire lancio salto. Vuol dire che prima parte il lancio e dopo che è partito il lancio si salta. Si fa questo perché la difesa ha meno tempo di reazione, perché nel momento in cui la palla ha lasciato le mani del saltatore, la difesa fa fatica a capire dove andrà, e in ogni caso tu attacco sai dove andrà la palla, tu saltatore in attacco sai dove andrà la palla, tu sollevatore in attacco sai dove andrà la palla, di conseguenza hai sempre quel qualcosa in più rispetto alla difesa. Okay. Poi se hai una difesa pesante è ancora meglio. Più, certo. Mentre noi stiamo lavorando ovviamente con il problema di Edo Ruffolo, a parte un tuo compagno di reparto che è comunque un po' più pesante di te, che molto spesso lavora sul primo blocco, il resto lo fai tu e tutte le terze. Edema. Anche Edo Lubin intanto salta, ho visto? Sì, diciamo che è stato un attimino rispolverato Edo Lubin. Ecco, Dema dicevi, grande reattività lo sappiamo, quindi anche capacità aerea, e viene sfruttato. Sì, viene sfruttato molto Dema. Ecco, quindi insomma stai lavorando per bilanciare sia il lancio salto che l'esplosività, sei obbligato a farlo. Esatto, però cerchiamo anche di tenerci un piano B, cioè qualche movimento, perché quando vai a saltare sempre sugli stessi saltatori è ovvio che poi la difesa si adatterà e andrà a marcarti quei due saltatori, quindi dobbiamo avere anche un piano B, perché se non funziona il piano A o il piano A è chiaro che non può funzionare, bisogna trovare un piano B ed eventualmente anche un piano C. Noi questi li abbiamo. Ok, qual è il club che ci ha messo più in difficoltà secondo te da un punto di vista aereo? Secondo me Mogliano. Più di Calvisano? L'avrei detto successivamente Calvisano, perché Calvisano sono stati fatti degli errori da parte nostra. Okay. Loro sì sono stati bravi, Cuca è stato bravo a gestire tutto, però principalmente abbiamo sbagliato noi. A Mogliano è vero che abbiamo sbagliato anche lì noi, però loro hanno dei saltatori più esplosivi dei nostri, dei saltatori maggiormente agili e veloci rispetto ai nostri. Tipo Baldino, tipo Corazzi, Padrò, certo. Quindi è stato più difficile per noi riuscire a gestirci. Non sembra che Baldino sia così esplosivo guardando, in realtà tu... E invece ci ho giocato assieme
è abbastanza esplosivo. Ok, vedi. Poi questioni su Mogliano che pian piano insomma perdono di senso con quello che sta succedendo a Mogliano, no Giorgio? Sì, infatti. Sì, le voci che giungono non sono brillantissime, insomma c'è un po' di difficoltà insomma, a livello societario, insomma, auguriamo il meglio, visto Assolutamente. che insomma, hanno vinto lo scudetto qualche anno fa. Quindi. Ecco, allora, Reggio Emilia sabato fra 2 giorni allo stadio Mario Battaglini alle ore 15. Come avete preparato la partita? Come vi state avvicinando a questo match? Ci stiamo avvicinando tranquillamente, ma anche con la giusta attitudine, perché altrimenti rischiamo di fare un Caporetto qui in casa prima partita dell'anno e non è assolutamente il caso, perché perdiamo terreno dal Calvisano, Petrarca può scavalcarci e insomma non vogliamo che questo succeda. Giorgio, la tua sensazione? La sensazione è che devono assolutamente fare il risultato, cioè non ci sono tante alternative, perché comunque Calvisano viaggia a gonfie vele, difficilmente perderà altre partite, forse l'unica in cui avrà dei problemi sarà con noi al ritorno, quindi devi assolutamente vincere con bonus tra l'altro, perché là è stato perso diciamo tra virgolette, comunque è stato lasciato per stato un punto che si poteva portare a casa e abbiamo visto che alla fine i punti di bonus contano per arrivare primi nella regular season, dopo si riparte da 0-0, semifinali, insomma quello è un altro discorso, però insomma se l'obiettivo è arrivare primi in regular season per poter eventualmente giocare la finale in casa e avere un piccolo vantaggio, piccolo grande vantaggio, perché comunque il Battaglini offre stimoli interessanti e i punti di bonus sono fondamentali. Devono essere fatti. Concordo assolutamente con Giorgio, però devo dissentire su una cosa, perché secondo me troveranno molta difficoltà con le Fiamme Oro. Le Fiamme Oro hanno avuto un po' di difficoltà all'inizio, perché magari Guidi ha avuto un po' di difficoltà a capire bene l'ambiente, a inserirsi, però adesso, come ha detto Umberto precedentemente in un'altra puntata, bisogna un attimino dargli tempo, poi hanno una rosa profondissima, di conseguenza i risultati secondo me arriveranno e sarà molto 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 difficile per chiunque. Quindi tu dici quarta Fiamme Oro? Sì. Tanto ti voglio ringraziare, perché vuol dire che segui Rugby House, ha detto che Umberto in un'altra puntata ha fatto questa cosa, per cui no. E infatti volevo arrivare qua, lui diceva i primi 3 posti, quarto posto dici Fiamme Oro assolutamente, che è in netta crescita rispetto all'inizio. Sono abbastanza sicuro delle Fiamme Oro, sì. E sarà un bel match quello del 27 gennaio, anche perché molto combattuto. Chiusa la questione Reggio Emilia fra 2 giorni, il focus del mese di gennaio sarà assolutamente quello del 27, la caserma Gelsomini. Questa condizione però Giorgio ci mette in un, come posso dire, in un modo più rilassato di affrontare il campionato. Calvisano certo ha preso i soldi, è passato il turno, ma ha messo 2 partite contro i tedeschi. Noi dobbiamo invece concentrarci solo su un match. Cos'è meglio o peggio? In questa ottica qui sicuramente per noi è meglio essere usciti, diciamo che hai 2 incontri in meno da gestire. Devo però ulteriormente dissentire da quello che dice Samuele. Dissentitevi? No, sul fatto Fiamme Oro, se non ricordo male giocheranno a Calvisano. La vedo un po' dura che Calvisano perde in casa un confronto, però questi sono dettagli. Allora, io dissento con tutti voi perché secondo me il Calvisano di andare a Padova sarà difficile lì, però anche quello è vero, però insomma, secondo me sembrava scontato di Petrarca, okay. quindi ecco, ho avuto subito ripagare. Esatto. Comunque insomma tra qualche mese vediamo, insomma è questione di un paio di mesi, 2 mesi e mezzo per tirare le somme. Per il discorso campionato sicuramente il Calvisano ha quelle 2 partite di Coppa che potranno portare via delle energie. Non dimentichiamoci anche, tra l'altro, l'idea che durante le 6 nazioni probabilmente perderanno qualche giovane, qualche permit, quindi diciamo che ci sono sempre dei punti interrogativi e comunque poi alla fine il campionato si decide a maggio. Quindi. Certo. Sirene ne arrivano, Samuele.
In che senso? No, non da Lido di Venezia. No, io sono di Castello. Ah, perché? Vabbè, comunque l'area era quella, su. Sta arrivando le sirene? Sì e no. Ok, perfetto. Non vado oltre, siamo già a posto, perfetto. Allora, siamo in chiusura di Rugby House di questo 4 gennaio 2018. Che dire, fra 2 giorni ci troviamo qui al Tempio, allo Stadio Mario Battaglini, per la sfida FMCZ Rugby Rovigo Delta contro Conad Reggio Emilia. Ecco, cosa importante per tutti i genitori, è sospeso Bersagliottoland fino al 18 marzo, praticamente con la sfida di Mogliano in casa, visto la brutta stagione, insomma, Bersagliottoland si prende un periodo di pausa. Invece, ovviamente, tutto è confermato per quanto riguarda il resto. Tra l'altro ci sarà la Befana in giro, per cui insomma, se volete portare i vostri figli ci sarà pure un perché dopo il Babbo Natale del 23 dicembre. Samuele, grazie mille. Grazie a voi Andrea, buona serata e buon anno ancora. Giorgio, grazie, grazie, buon anno a tutti. Noi ci vediamo sabato al Tempio a tifare rosso-blu come sempre. Buonanotte.